Domenica 5 maggio, ben ritrovati all'appuntamento con il TG di Prealpina.it. Partiamo dalla cronaca con la tragedia di ieri a Luino. È grande il cordoglio per la morte di Francesco Ferrazzo, 44 anni. Ce ne parla Elisa Polveroni. Un lutto che va oltre i confini del Varesotto fino a Mesoraca, il paesino in provincia di Crotone, in Calabria, di cui era originario Francesco Ferrazzo, 44 anni, morto sabato in un incidente sulla statale fra Luino e Cremenaga. Il sindaco e l'amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia per la tragica perdita del caro Francesco, così si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del comune calabrese in memoria del concittadino. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15 di sabato. La Golf, su cui il 44enne viaggiava come passeggero, ha perso aderenza, colpendo prima 3 auto e poi finendo la sua corsa in una scarpata di circa 3 metri. Un colpo fatale per Francesco, padre di famiglia, da sempre attivo nel mondo dell'edilizia, anche in Canton Ticino, molto conosciuto nei paesi di confine come Lavena Ponte Tresa, dove aveva vissuto prima di trasferirsi a Cremenaga. A Varese, disagi sulla strada per il Sacromonte, dove nella serata di ieri uno smottamento aveva provocato la caduta di un grande masso a bloccare una corsia. Le operazioni di rimozione sono in programma domani. Il servizio di Barbara Zanetti. Ci troviamo a Sacromonte, a pochi metri dal ponte della funicolare, quindi poco dopo la prima cappella lungo la strada che sale. Come potete vedere, da sabato sera, a causa degli smottamenti causati dal maltempo dei giorni scorsi, un masso si è staccato dalla massicciata della montagna ed è caduto a terra. Come potete vedere è stato arginato e c'è un senso unico alternato che è stato istituito. Nonostante appunto la giornata con tempo ballerino e le nuvole incombenti che minacciano pioggia, ci sono anche sprazzi di sole e il Sacromonte è particolarmente ambito da ciclisti che abbiamo incontrato lungo il tragitto e anche tanti camminatori che stanno salendo lungo la via sacra. Il maltempo ha colpito duro in questi giorni nella parte nord della città, come è stato testimoniato nei giorni scorsi anche dai il fiume Olona, che nella zona della Rasa e in entrata appunto nel comune di Varese a Sant'Ambrogio è stato per molte ore particolarmente minaccioso. Supporter d'eccezione questa mattina a Mercallo per il sindaco Andrea Tessarolo, che si è candidato per il terzo mandato alla guida del piccolo comune, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ascoltiamolo nell'intervista di Elisa Polveroni. Ministro Giorgetti, siamo a Mercallo per il sostegno al vostro candidato sindaco locale che governa da 2 mandati. L'importanza per la Lega dei paesi, no? Lega di governo e Lega dei paesi, l'importanza di queste amministrative. Soprattutto perché la Lega nasce dal basso, nasce dal popolo, nasce dalla terra, nasce dai paesi e quindi è importante mantenere questo radicamento, perché la pianta senza radici non va da nessuna parte. Quindi è chiaro che governiamo l'Italia, ci proponiamo per l'Europa, ma continua a essere fondamentale stare vicino alla nostra gente. Poi con bravi amministratori, bravi sindaci, concretezza e umiltà si danno da fare per rispondere ai problemi delle famiglie e delle imprese del territorio. Una domenica di premiazioni a Varese, dove mercoledì 8 maggio si celebrerà la festa patronale di San Vittore, assegnata alla Girometta d'Oro, il riconoscimento di Mamma dell'anno e quelli ai maestri del lavoro. Il servizio. Prima la Girometta d'Oro, poi la Mamma dell'anno, una domenica, quella di oggi, all'insegna della varesinità. Nell'ambito dei festeggiamenti del patrono San Vittore, che sarà l'8 maggio, come da tradizione ci sono state 2 premiazioni con la regia della famiglia Bosina. A ricevere la Girometta d'Oro è stato il giovane maestro d'orchestra Giovanni Conti, 27 anni, musicista già conosciuto a livello internazionale. La cerimonia è andata in scena in Salone Estense. Riconoscimenti anche a 3 maestri del lavoro già premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, residenti a Varese, Carlo Gazzotti, Ariele Agostino Piccirillo ed Emanuela Varalli. Premiate anche 2 famiglie di imprenditori, Gigi Prevosti per i 102 anni del burrificio Prealpi e Armando Ernesto Bianchi, in qualità di proprietario di Borducan e Le Colonne, 2 storici hotel del Sacromonte. Poco dopo, nella Basilica di San Vittore, a Maria Dolores Segales Duran è stato consegnato il riconoscimento di Mamma dell'anno.
La 69enne spagnola, madre di 8 figli, ha sottolineato la bellezza di avere una famiglia numerosa. In viaggio sul treno storico, ha debuttato oggi con partenza da Milano Cadorna e arrivo alla Veno Mombello il collegamento ferroviario su convogli composti da carrozze d'epoca. Ce lo racconta Riccardo Prando con le immagini dell'agenzia Blitz. Sono scesi in tanti, esattamente 260, alla stazione ferroviaria dello Stato a Laveno. Soprattutto famiglie con bimbi piccoli, cicloturisti con le 2 ruote al seguito, ma anche coppie in età alla ricerca di una domenica alternativa. La stagione dei treni storici, varata da Fondazione FS e Treni Turistici Italiani col sostegno di Regione Lombardia, ha preso il via ieri da Milano Centrale. Dopo aver fatto tappa a Rho, Pusto e Gallarate, il Laveno Express è giunto con puntualità straordinaria, e cioè a mezzogiorno, nella cittadina sul Verbano. Che poi definirlo un espresso è senz'altro un'esagerazione, almeno secondo i parametri dei giorni nostri, perché la locomotiva a vapore con una decina di carrozze 100 porte anni 30 e 50 a seguito ha impiegato ben 2 ore e 20 minuti per coprire il percorso, dal momento che ha potuto sfiorare solo in alcuni tratti la massima velocità di 75 km/h. I passeggeri si sono goduti la giornata al lago, hanno affollato i ristoranti e si sono imbarcati per il ritorno alle 17:28 puntuali. In altre parole, hanno fatto turismo lasciando finalmente l'auto a casa. Busto Arsizio, capitale del tessile e dell'arte legata alle tradizioni industriali della città. L'intervista di Francesco Inguscio alla vice sindaco Manuela Maffioli. Sì, con la vice sindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli, edizione davvero straordinaria di Mini Art Textile con 2 grandi opere del maestro Pistoletto. Sì, e una serie di eventi anche collaterali in molte sedi private, tra cui alcune aziende tessili e studi professionali privati. Tutto questo fa My Fiber, percorsi di arte e tessile tra tradizione e sostenibilità. Busto Arsizio recupera il suo DNA tessile, lo recupera pienamente, diciamo, perché questo processo in realtà non si è mai interrotto. Oggi è a pieno titolo, torna capitale del tessile sia sotto il profilo, non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello culturale, grazie alla Fiber Art. Il maestro Pistoletto ci aiuta a guardare anche al futuro. Il futuro parla anche il linguaggio della sostenibilità, che con buon senso e con senso di responsabilità accompagna o dovrebbe accompagnare ciascuno di noi, dai privati alle aziende, a tutti coloro che hanno a cuore la salute del pianeta, per cui immagino tutti. Ora è il momento delle anticipazioni. Marco Croci ci spiega quello che troverete sulla prealpina di domani, disponibile in edicola e sui supporti digitali. Sì, grazie Massimo. La prealpina del lunedì racconta lo sport della provincia di Varese e dedica lo speciale al calcio dilettantistico per sapere tutto, ma proprio tutto, delle nostre squadre. La cronaca però non è meno ricca, perché sul giornale di domani ci sono tutti gli aggiornamenti sui fatti di maggior rilievo avvenuti sul territorio. In particolare ricordiamo Francesco Ferrazzo, 44 anni, morto nell'incidente di Creva con l'auto finita in una scarpata. La comunità locale, ma anche quella di Mesoraca in Calabria, paese di origine, si stringono attorno alla famiglia per il gravissimo lutto. Voi sapevate che a Varese c'è un crocifisso del 500? Si trova nella parrocchia di San Massimiliano Colbe ed è partita la cordata di solidarietà per raccogliere fondi necessari alla sua riparazione, poiché il crocifisso è caduto e si è rotto. Infine un po' di politica sul giornale di domani, con l'intervista all'ex sindaco di Gallarate Nicola Mucci, che non lo dice apertamente ma vorrebbe prendere il posto di Andrea Cassani, in carica fino al 2027. Per concludere lo sport, 200 atleti in gara oggi alla Piccola Trevalli, con arrivo e traguardo a Casale Litta. Ascoltiamo le impressioni di Renzo Oldani, presidente della società ciclistica Binda, organizzatrice della classica per juniores. Bene, benvenuti oggi a Casale Litta, un connubio tra la Casalese e la Binda che ormai da anni porta avanti questa Piccola Trevalli Varesine, una gara al top nazionale e internazionale perché abbiamo anche atleti dall'estero, 200 ragazzi che si disputeranno una gara
nervosa e molto tecnica con l'arrivo in centro di Casale Litta. Siamo soddisfatti di questa coorganizzazione della casalese, speriamo che il risultato di questa gara porti sempre di più in alto i nostri corridori, perché per il professionismo abbiamo bisogno sicuramente di forze nuove per la grande Trevali Varesina. Si chiude qui il nostro telegiornale, l'appuntamento a domani sempre alle 19, vi auguriamo una buona serata.